i relatori di questa prima parte della giornata a venire qua a farmi compagnia per poter poi cominciare questa prima tornata. Prima tornata che naturalmente deve iniziare come vuole non solo il protocollo e non solo l'abitudine, con ringraziamenti e i saluti. I ringraziamenti anzitutto a chi ha accettato di venire a parlare in questa occasione su temi che gli sono specialisti, temi che conosce molto bene. Di questo siamo grati a tutti i relatori. E grazie anche a chi è venuto a sentire questo incontro. È un incontro che è stato preparato con molta attenzione da molto tempo. Per molto tempo si è lavorato cercando di farne una cosa organica, sistematica e utile per i risultati che sicuramente ci saranno. Direi che i lavori di questa mattina si svolgeranno con prima una rapida introduzione di Albert Hammerman, poi 2 relazioni, una piccola pausa per un caffè e poi la ripresa con le altre 2 relazioni della mattinata. A questo punto io pregherei Albert Hammerman di proporre questa introduzione che in parte, come sa chi partecipa ai lavori, è già stata anticipata attraverso l'invio via posta elettronica di un vero paper. E quindi pregherei Albert di... Preferisci qua? Preferisci? Benissimo, benissimo. Forse è più facile. È per avanzare e questo è qui. Sì. Grazie intanto. Prego Albert. Grazie Gerardo. Stamattina abbiamo solo 10 minuti o al massimo 15 minuti per la mia introduzione ai lavori sulla vita di Giacomo Boni tra Venezia e Roma. In the interest of time, I have been encouraged to speak in English. We can cover more ground this way in this 10 minutes. Now, the good news is that everyone who is a speaker has already had a copy of the introduction, and then the Institute has now provided anyone who wants a copy at the desk when you come in, so it's available to everyone. So this provides a synthesis of the motivation for the meeting. One of the things, my Italian is still recovering from the 10 years, 2003 to 2012, that I spent in Greece and Cyprus doing research on the origins of seafaring in the Mediterranean, which we can now take back to 12,000 years ago. And I'm actually happy now not to be in Greece and Cyprus, where the economic situation and so forth is not so favorable. In any event, in June of this year, I had the chance to write in Fretta e Furia the introduction in a comprehensive way. And I didn't expect that I would write the whole thing. I surprised myself, and I sat down in 2 weeks and more or less put the whole thing together. And this is very useful for getting an idea for the motivation, the main turning points in Boni's life, both in Venice and in Rome, and also the pathway of my own experience, which led me to want to return to Boni and do a more in-depth study. Now, in the introduction, I make the disclosure that I happen to be the only person probably on the face of this earth who has actually worked in both places. That is in Piazza San Marco, where we worked for several years,
under the Marciana, the Ducal Palace, in the piazza, and so forth. And what I should do is show some slides maybe. Does this go forward? No. Anyway. How do we get this thing? Okay. We'll see a picture of Boni. What I'm going to do is show a sequence of slides, but anyway, there's disclosure that I need to make that I've actually worked on the Forum in Rome. I've developed a whole new interpretation of the origins of the Forum, and we've also worked in Piazza San Marco, which is where Boni did his dig next to the Campanile. So I have good first-hand knowledge of this, which puts me in a special position in reading this thing. Now, this morning, I can only touch briefly on a few things. Here we see Boni at the Sepolcretum in Rome, where he is next to, and this is a well-known picture, one of the tombs which goes back to the Iron Age. Boni discovered this in April of 1902, and this, in my view, is the most important and also the most challenging discovery that he made. There's other ones such as at the Comitium, which are well known, but this is the discovery which then gave him the possibility to do a sustained piece of work at one site for many years, and it led to 7 long reports. Most of the rest of his work, he is jumping around, it's not sustained, it's interrupted, and so forth, or it's never completed. This is the one thing. Now, when he did this, he actually moved from doing classical archaeology to doing proto-history. And in many respects, this is what helped to save Boni, in my view, because he was not totally prepared to do this. This is an overhead view of the Regia in the Forum, and Boni's known for his innovations. That is stratigraphic digs, digging more deeply, using these aerophotographs that he took from a balloon with the help of the military, and also working together with scientists. He's better known for this, the discovery of the archaic inscription found in the Comitium. And here, an archaeologist always needs good luck, and Boni had it quite often. By 1903, he was becoming a celebrity. There's Boni and the Three Kings, which is given in my introduction, which we will not go into. Now we're going to go to something, our work in Piazza San Marco. What we have here is a catalog which we did of an exhibition and also a conference and so forth, in which we were able to make a whole series of deep cores on a line from the bacino to the watchtower, the clock tower. And this was published in 1995 in Antiquity, and I'm just going to show you a brief detail of this if you're interested in Venice, because some of you are in Venice and so forth. What we were able to define well for the first time and actually date is the boundary between Unit 3 in the circle and 2. Unit 3 is just below the archaeology. This is the lagoonal sediment, and below that you have fluvial sands that go back to 6,000 years ago. The dating of the boundary is 6,000 and so forth. One of the interesting things that Boni, when he worked with Blackwell on the excavation at the Campanile, was interested in trying to understand why these monuments stand up. And it was only in the 90s that we realized it's because of the sands, which don't occur in most parts of Venice. He missed reaching the sands by 30 centimeters. When he went down, he found the zantere, he found the wooden poles, but he didn't get down that last little bit to actually find the sands, which is the hidden secret of the Basilica, the Ducal Palace, because they can stand up, and they have stood up for so many years because of this. Now, there's the story that we discovered of the role of Clarence Blackwell, that he was the one who actually got the 4 of the 5 permits to do the excavation at the Campanile, and he provided a lot of the money that actually made it possible to do this. And this was not known before. We found this in the Boston Public Library, that he has a memoir of several hundred pages, and there's 17 pages on what he did in July of 1885.
which threw a completely new spin on what had been presented by Thea in her biography. This also then started to raise questions in our mind about how reliable Thea really is. Okay, here's this San Marco, and what happens if you look at the bottom of this, they got down to a certain point, but they didn't get down quite far enough to realize that the interesting thing is the poles are resting on the sands, and the sands can hold them up. And so this is what makes the Campanile and the other monuments so good. Here we have, and one of the questions that you get with this, is this a stratigraphic excavation? Boni claims in 1901 in his method that he did a stratigraphic excavation. Michele Tombolani already in 1988 has said, the Venetian who does these things, worked in these sites, said this is not a stratigraphic excavation. What he's done is he's actually drawn a section of a piece of architecture exposed in the thing. The actual excavation itself is not a stratigraphic one. This is part of Boni's self-promotion, that he claims that he did certain things which he didn't. If we say how we do a stratigraphic excavation, as we dig layer by layer, we take everything out of it, and at the end we actually do it. This was not a stratigraphic excavation, and you can see this if you read the journalism of the time which describes this, which are in Blackwell's memoir. Now, if we go back to the early years of Boni's life, one of the key figures was Ruskin. And we don't need to go, everyone here knows about John Ruskin and so forth. The two of them shared many interests, including geology and so on and so forth. And this is I go over this to some extent in this. Now, what happened was we need to deal with the question of how did Boni end up moving from Venice to Rome, where he would then, this was the best thing that ever happened to him. And what happens is when you dig into the archives, what you find is that there is good evidence that he was forced out of Venice. It was not his own original choice. It's not something he wanted to do, but he had to go there. And he went there in 1888, April of 1888. So Boni goes there with the help of three people, and I'm not going to go into the details of that here, but these are political connections with Crispi, including the person who's his own personal secretary in that time, with the help of Primo Levi, and also Boselli, who was a young minister of Pubblica Istruzione, who sort of stuck his neck out to actually support Boni to go there. Now, how did the whole beginning of the excavation, that there is the myth that Boni was the director of the excavation from the beginning. He was not the director for the first year. He was only made the director in 1899, September, and so forth. And the real protagonist behind this is Bocelli, who's standing. It's quite obvious who's the boss here, right? He's standing on the top, and then you have Boni sitting down. Boni is very tired. Then you have Bernabé is on his right, and you have on the left, you have Pigorini, Gatti, and the tallest one there, Lanciani. Okay, so this is the real protagonist in this. It was not Boni who cooked this up. Bocelli was in the fourth time of being the Minister of Public Instruction, and if you see here, the work is ordered by him, ordinati, lavori ordinati. So this is a fascinating sort of chapter. Now, the other thing we're going to do, and we'll see this more tomorrow, is we see that the key years in Boni's work were essentially those from October of 1898 through 1904. He continued to do work, he did other things, but this was amazing, frenetic period in his life. What he managed to do, there is nobody alive today who has the energy and stamina to do the writing, to work at so many different sites, and so on and so forth. And this is completely to Boni's credit. And nobody expected that he would ever do what he did. Now, we're going to end with this. This is the section in the forum of his dig where he did it right in the very center. This is one of the most key pieces of information. He did this in 1903, 1904, and this he never published.
And this is a big puzzle. Why in the world would somebody make such a good excavation and never publish it? And not even write about it? And so this is what I'm going to talk about tomorrow when we get to the forum. Now what I need to do is I'm going to read something, and this will just help to give an idea. What we have here are the contemporaries of Boney. And the way I'm now looking at Boney is more in terms of the context and as the collective side, the people in and around Boney, the help that he received. In the literature, we have this idea of Boney as this lone figure who could do everything on his own. And so let me just read a little bit. The new nation made it possible for Boney, as well as other young men with gifts and talents in the provinces, to relocate to Rome, where they now had the opportunity to flourish. And in the case of Boney, he managed to accomplish far more in the forum than anyone ever imagined. At the same time, without Venice and what it gave him, and I won't go into the details of here, Boney would not have been able to accomplish what he did in Rome, that is, digging under the water table. His years in Rome were, of course, turbulent ones. In order to survive in Rome, one had to arrive there with a coherent center of gravity, which Boney had acquired in the cauldron of Venice, and his life in Venice was not an easy and simple one. Moreover, the narrative of his life should no longer be cast in terms of the proud tradition of individualism in Italy. Boney was always an outsider in Venice and in Rome, and he often needed the help of those around him at crucial times in his career. He did not just do it all on his own. Without the help of John Ruskin in 1882, when he was fired from his job at the Ducal Palace, without the collaboration of Clarence Blackhall in 1885, who got most of the permits and provided the money to dig up the Campanile, without the joint good offices of Primo Levi, Alberto Pisani Dolci, and Paolo Boselli in 1888, when he moved to Rome and had a position in the Minerva, and without the proactive support of Guido Baccelli in 1898, Boney would never have had the career that he did. The suggestion then is that the proper study of Boney calls out for placing more emphasis on the collective side of the story, an approach that will lead to viewing his life in more realistic terms. In looking at Boney with fresh eyes in the 21st century, the challenge before us is that of widening horizons beyond the individual that we once thought we knew so well in the 20th century. Grazie per questa introduzione, dopodiché possiamo cominciare i lavori con la prima delle relazioni, che è quella che è tenuta da Roberto Balzani dell'Università degli Studi di Bologna, Vis Polemica, le tradizioni preunitarie nella rappresentazione del patrimonio tra 800 e 900. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. C'è una grande tradizione narrativa che tutti conosciamo e che vediamo ancora largamente praticata. Il pamphlet, la polemica giornalistica, la discussione sul destino del patrimonio o di specifici beni culturali. Come è nata questa tradizione? Perché? E quali effetti ha avuto e continua ad avere, non solo sull'immagine, ma pure sulla gestione dei grandi tesori del nostro Paese? Questo è l'oggetto delle seguenti riflessioni. Cercherò anzitutto di ricostruire il contesto in cui essa ha assunto una specifica fisionomia e si è sviluppata, e poi mi soffermerò sulla scelta dei canali di comunicazione di preferenza utilizzati e infine tratterò sommariamente della ricezione e degli effetti sull'amministrazione e sull'opinione pubblica. Partiamo da un momento delicato che è l'unificazione. Negli anni a ridosso dell'unità si producono diversi ingorghi, come è noto, di natura fiscale, organizzativa, normativa, lo sforzo di uniformare e nazionalizzare rapidamente le varie parti della penisola induce la classe dirigente della destra storica a concentrarsi sugli elementi immediatamente necessari, come la coscrizione obbligatoria, ad esempio, o la gerarchia urbana determinata dalla collocazione periferica degli uffici pubblici,
o su tutt'altro versante la prima rete di sedi diplomatiche che le potenze peraltro riconosceranno come ambasciate solo col tempo. Gli aspetti culturali paiono subito secondari. L'istruzione elementare, d'altronde, è delegata ai comuni e quella superiore è alquanto esile, essendo i licei in numero inferiore a quello delle università nell'Italia odierna. Sulle università è aperto il dibattito, lasciarle autonome o centralizzarle. Non parliamo di biblioteche, accademie, musei e archivi. Sella nel 1870 vorrebbe statali solo musei e archivi. Cesare Correnti nel 1872 neppure quelli. Fino alla creazione della direzione centrale degli scavi e musei del Regno, voluta da Ruggero Bonghi nel 1875, in assenza di una legge generale sul patrimonio, manca tutto. Manca l'oggetto, ovvero le cose che risultano sparse, e mancano gli attori, visto che ancora non si capisce a chi spetti di preciso la tutela e la conservazione. Le commissioni nominate via via dal Ministero sono esili, senza forza, in balia per lo più dei contesti territoriali. La conquista di uno spazio pubblico statale è così lenta e complicata e di fatto si affermerà solo nel 1907-1909 che a dominare nella periferia italiana sono regole e abitudini degli antichi regimi italiani, ancora meglio degli antichi comuni italiani, con le loro remote accademie, almeno là dove esse hanno prodotto una stabile sensibilità culturale. Ciò significa che, a ben vedere, la parte più cospicua del dibattito sul patrimonio resta extraparlamentare e le banalità che passano, salvo eccezioni lodevoli, per le aule delle Camere, fra l'età di Correnti e quella di Baccelli, paiono la testimonianza più efficace della marginalità politica del discorso pubblico sui beni culturali, che tuttavia, sempre a partire da Correnti, costituisce viceversa un topos retorico, quello oggi noto come petrolio d'Italia in versione aggiornata, destinato a sicuro successo nei cicli elettorali o nelle fasi vagamente programmatiche. A chi interessa il patrimonio, al di là degli specialisti appassionati e in mancanza di filiere di formazione accademica, prescindendo dalla linea politecnica degli ingegneri architetti, le uniche discipline istituzionalizzate sono l'archeologia e la storia, essendo la storia dell'arte inaugurata dall'incarico romano ad Adolfo Venturi solo nel 1896 e le materie estetiche consegnate alle accademie, qui incrociamo il tema complesso del pubblico. Il patrimonio, infatti, non è una corrente narrativa, è un insieme di cose, per ricorrere alla definizione pratica e sfreddata, come ha scritto Andrea Emiliani, dell'articolo 1 della legge del 1909, che hanno bisogno di risorse per essere apprezzate e rese visibili. Risorse umane e materiali, per scavi, allestimenti museali, depositi, cataloghi, dagli inizi del Novecento anche mostre. E qui l'intreccio con la politica è inevitabile. Se si fosse trattato di un genere letterario, sarebbe bastato il mercato. Ed oggi potremmo ricostruirne la geografia nel modo in cui Franco Moretti ha allestito quella del romanzo europeo. Ma qui la narrazione assume un'altra funzione, indirizzare le scelte di investimento, ergo scelte politiche. Ecco perché la generazione di quelli che potremmo definire gli irregolari del patrimonio, come Giacomo Boni, che proviene da un percorso tecnico, cioè individui la cui professionalizzazione non è stata lineare, ma si è sviluppata attraverso fasi e casualità successive, è ricorsa, certo in modo diverso, a seconda dei
singoli caratteri, ha un grande strumento retorico, la polemica. Polemica intorno a oggetti o monumenti individui del passato e polemica intorno alle nuove costruzioni identitarie, generate per lo più dal basso, dalla periferia, a scopo di legittimazione o di nobilitazione, secondo vere o presunte tradizioni locali. Si pensi alla statuomania dilagante dell'ultimo quarto del XIX secolo, per lo più in coincidenza con centenari di scoperte, riabilitazioni, riappropriazioni, sovente abusive o strampalate. Un'ottima fonte quantitativa a questo proposito è l'indice storico dell'illustrazione italiana, analiticamente compilato da Filippo Salveraglio per il periodo 1873-1908 e pubblicato da Treves nel 1910, un'efficace sintesi dei gusti correnti e delle trasformazioni intervenute fra età umbertina ed età giolittiana. Perché la polemica, con tutto il suo arsenale di tecniche di offesa e di difesa? Perché la polemica, fendendo una comunità in genere circoscritta e creando conflitto, aderisce plasticamente a dinamiche remote della vita comunale, devitalizzate quanto a violenza fisica, ma ancora ben solide e radicate quanto a ferocia, e partorisce partiti, i favorevoli e i contrari. È curioso, se c'è un terreno che dovrebbe unire tutti gli italiani, quello è il patrimonio culturale, ma la cura di esso si afferma nel nostro paese attraverso una sua partitizzazione, ovvero attraverso l'uso deliberato della logica amico-nemico. E non è una scelta compiuta a tavolino, ma una necessità. In mancanza di istituzioni statali terze e neutre, obbedienti a un chiaro progetto culturale nazionale, l'aggressione e la manomissione dei beni storico-artistici, archeologici e architettonici è nell'Italia unita la norma. E per sensibilizzare i cittadini più influenti, per sollecitare una reazione oppositiva contro gli interessi materiali, le vibrate proteste inoltrate per via gerarchica contano poco. E dunque ecco la spinta verso una letteratura di complemento, rischiosa ma efficace, in grado di informare e poi di formare il proprio pubblico. L'adesione alla monumentomania rappresenta di solito una pausa in questa lunga guerra fredda. Di fronte a Raffaello o Urbino si depongono le armi e altrettanto accade a Certaldo per Boccaccio e così via. I maggiori vantaggi in queste fasi di stasi li traggono proprio i polemisti che si riciclano come oratori e cultori delle piccole patrie, rafforzando così la propria legittimazione al cospetto dell'insieme dei lettori e degli ascoltatori, salvo, alla prima occasione, riaprire il Tempio di Giano e ricominciare. Al centro sta la figura dell'intellettuale, proprio come in Francia. Ma mentre in Francia l'intellettuale, il protagonista assoluto dell'affaire Dreyfus, ha uno statuto forte nell'accademia, nel mercato editoriale e sui giornali dalle altissime tirature, tanto da provocare addirittura una riclassificazione del campo politico sul finire del secolo, in Italia esso conserva un rapporto ambiguo col notabilato parlamentare amministrativo e si dedica piuttosto a imbastire circuiti relazionali e culturali. E perché? Perché nel paese, da poco unito, essi mancano del tutto. Così Giosuè Carducci allestirà il telaio di una narrazione della storia italiana recente, poi approdata ad una canonica antologia, e lo stesso farà per il paesaggio, attraverso una specie di involontaria via dei canti alla Chatwin. Così Corrado Ricci, sul telaio carducciano, avvierà specifiche operazioni di tutela, sempre con lo sguardo volto all'opinione pubblica. Non tutti possono permettersi platee larghe quanto quelle del Vate della Terza Italia e dunque
prende corpo un'articolata geografia della risonanza e della rinomanza che potrebbe essere fisicamente disegnata su una mappa e che vede coinvolti, e la si potrebbe visualizzare attraverso un procedimento infografico come quelli della lettura del Corriere della Sera, diversi intellettuali di provincia, classificabili attraverso due criteri principali: l'influenza, cioè il tasso di successo nelle battaglie polemiche, e la presenza sul mercato editoriale su quello delle conferenze, e dati oggettivi e quantitativi che ci consentirebbero di leggere in contemporanea l'ascesa di Molmenti a Venezia, di Ricci fra Emilia-Romagna, di D'Annunzio a Roma fra anni 80 e 90, di Beltrami a Milano, di Carocci a Firenze e così via. Un aspetto va sottolineato: il carattere aspecifico del discorso sul patrimonio. Proprio perché è indirizzato verso gruppi sociali piuttosto larghi e culturalmente eterogenei, i beni archeologici, storico-artistici o architettonici dei beni archeologici, storico-artistici e architettonici si può parlare in tanti modi, in senso specialistico ovviamente attraverso i bollettini, gli articoli accademici, le notizie degli scavi, ma più spesso in senso estetico, evocativo, nazionalisteggiante, fortemente identitario, lievemente identitario, allusivo, letterario. Gli effetti sono insieme positivi e negativi. Positivi perché si popolarizza una percezione e quindi si allarga la platea dei potenziali interlocutori, superando la barriera generazionale e attingendo persino al mondo della scuola prassi consolidate di tutela, se non a partire dall'archeologia, e anche qui con non poca fatica. Giacomo Boni ne è un esempio. Croce gli dedica un profilo nella letteratura della Nuova Italia, in quanto rappresentante influente dei raschiniani d'Italia, quasi senza accennare al suo principale impegno di archeologo, se non per il cotè magico e irrazionalista, evidentemente funzionale al bozzetto. D'Annunzio, viceversa, passerà per un esperto di patrimonio, per la sua politica della bellezza, giocata a destra con successo nel collegio di Ortona nel 1897, grazie alla funambolica e ambigua declinazione del termine conservare conservatore, e a sinistra con esiti disastrosi nel collegio di Firenze San Giovanni nel 1900. È chiaro che D'Annunzio cala una carta alla Barrès, tendente a trasformare un'estetica in un'energetica, il patrimonio culturale in una riserva di memoria in grado di innescare un nuovo élan vital, una specie di pozione magica d'Asterix ad uso della nazione, difficilmente replicabile in altri contesti, visto il quadro politico-parlamentare italiano, scarsamente ricettivo e ancorato a robusti interessi materiali. Pompeo Molmenti segue una via più italiana, laureato in giurisprudenza, si accredita come esperto d'arte in occasione di celebrazioni locali, Giorgione e Cima nello specifico, come oratore brillante ed efficace. Se nel 1878, in occasione del centenario di Giorgione a Castelfranco, figura come rappresentante della Stampa, 3 lustri più tardi, nel settembre 1893 a Conegliano, è la star incontrastata fra notabili e prefetto. Nel frattempo, anno 1887, si era consumata la grande polemica su Venezia, giocata con abilità sul fronte mediatico, se è vero che aveva scritto all'amico Corrado Ricci il 7 maggio: benché restio al sollecitare che si faccia rumore intorno al mio nome, pure questa volta mi rivolgo a lei perché ella voglia con serenità occuparsi dell'argomento. Qui di me non si tratta, ma della conservazione di una città originale che è patrimonio artistico del mondo intero. Ella potrebbe parlarne nel fanfulla domenicale, senza ben inteso accennare che io sollecitai da lei questo giudizio. L'identificazione con la causa di Venezia
ulteriormente rafforzata dalla proposta del monumento a Paolo Sarpi fra 1888 e 92, gli apre la via del Consiglio Comunale, ma lo porta ad incarnare pure in Parlamento, dove siede dal 1890, poi stabilmente dal 95, il ruolo di difensore dei centri storici italiani minacciati da piani regolatori ed ampliamento. E il terreno è perfetto per allargare il raggio d'azione. Molmenti passa dal locale al generale, interpretando una linea difensiva che altri in Europa stanno concettualizzando. Penso soprattutto all'ambiente belga. La politica non lo segue, però. Emblematico il caso di Paolo Boselli, che da notabile navigato così gli replica il 3 settembre 1889. E la sua ispirazione è nobile, elevata, ma la cosa è ardua. L'ingerenza del governo è assai limitata e bisogna salvare i tesori dell'arte, le memorie della storia, senza negare i diritti e i benefici della vita nuova. L'arte non è un privilegio, ma nel senso buono è aristocrazia. Gli sventramenti sono democrazia, buona e giusta. Bisogna però che le ragioni della vita moderna non spengano gli ideali che debbono essere di tutti i tempi. L'equilibrismo di Boselli, che riesce persino a inanellare la perla del doppio binomio patrimonio aristocrazia e sventramenti democrazia, è generalizzato. Così che nell'aprile 1891 ecco di nuovo Molmenti alla carica in uno dei suoi interventi più validi sotto il profilo del contributo all'analisi del paese in trasformazione. Ma in uno Stato così tenacemente accentratore come è l'italiano, a me pare tristamente ammirabile la libertà lasciata ai comuni di fare, disfare, sciupare il patrimonio artistico della nazione. Tutto ciò forma il nostro orgoglio e la nostra ricchezza. Però che, senza farci illusioni, bisogna ammettere che noi viviamo moralmente e un po' anche materialmente sul patrimonio lasciatoci dai nostri maggiori e sulle rendite nostre, assai poco. Ed intanto l'aspetto dell'Italia va malamente modificandosi. Perché il governo non si è mai occupato con energia, con efficacia della situazione, della sistemazione di Roma? Perché il governo non ha messo un freno alla mania demolitrice che ha invaso in questi ultimi tempi il municipio di Firenze? E a Venezia, nell'unica Venezia, perché il ministro dell'istruzione pubblica non ha fatto sentire che un ministro della pubblica istruzione non ha soltanto il diritto, ma il dovere che si protegga la bellezza della città più caratteristica del mondo? È inutile negarlo. Le caratteristiche più singolari, più nobili, più elevate della città italiane vanno scomparendo nella uniforme monotonia moderna. L'approdo al vertice dell'influenza coincide con la nomina di Ricci alla Direzione Generale delle Belle Arti nel 1906. Ricci è un compagno di strada talentuoso, anche lui di formazione giuridica. Si è fatto le ossa con le celebrazioni e la cura delle piccole patrie. Passato dalle biblioteche ai musei, decolla grazie ad un paio di interventi, di eventi, uno progettato e l'altro fortuito. Il primo è la costruzione del mito dell'intellettuale Rabdomante, effettuata attraverso il disvelamento del mistero delle modalità di sottrazione delle ossa di Dante dal sepolcro ravennate, poi confermate dagli scavi. Il paradigma indiziario di Ricci viene verificato e il suo fiuto diventa leggendario. E in questo troviamo analogia con la dinamica di riconoscibilità del talento propria di Boni, anche lui impegnato in opere che hanno a che fare con la rivelazione di un passato remoto fino allora occupato dalla narrativa e dal mistero. E siamo agli inizi degli anni 90. Il secondo è una conferenza ad Urbino in occasione delle celebrazioni di Raffaello nel 97, che pare segnare simbolicamente il passaggio di testimone fra il Vate della Terza Italia e il futuro direttore generale. Carducci rinuncia a parlare e Ricci, fino a quel momento impegnato in una manifestazione secondaria, prende il suo posto.
e sfruttando con grande abilità l'occasione e assicurando il massimo risalto alla partecipazione, come confermano i resoconti giornalistici, stessa cosa per Molmenti, il suo archivio è pieno di ritagli di giornale, tutti da studiare, egli mutua la funzione di testimonial di Carducci, impegnandosi direttamente nella diffusione del messaggio per potenziarne l'eco. Da allora sarà un crescendo. Ruoli pubblici e costruzione del pubblico andranno di pari passo fino al fatidico 1906. È quello il momento in cui gli irregolari del patrimonio prendono il potere, colonizzano il costituendo Consiglio Superiore e fino al fascismo occupano talora i posti di sottosegretario di Stato, con Giovanni Rosadi e lo stesso Molmenti. Tutta l'opera di preparazione compiuta fra la metà degli anni '80 e la legge generale del 9 trova a quel punto non solo uno sbocco ai vertici della burocrazia, ma anche un'articolata base associativa formatasi soprattutto nei primi anni giolittiani, il che non toglie che la polemica continui a rivestire per queste persone un ruolo centrale, anche per la minoranza soddisfatta approdata a Roma, benché in un contesto già infiltrato dal nazionalismo e dalle sirene del modernismo, e sarà appena il caso di citare l'esperimento, oggi ormai sepolto dall'oblio, di quello che fu il liceo moderno, brillante anticipazione del liceo scientifico nei primi anni 10. Un liceo, diciamo, che teneva insieme gli elementi matematici, tecnologici ed economici e linguistici. Un'anticipazione naturalmente buttata dopo la guerra. Un paio di esempi, tratti ancora dal caso Molmenti: la municipalizzazione di Palazzo Ducale, immaginata nel convulso clima post-bellico e restituita vivacemente in una lettera tutta politica a Corrado Ricci, e la sistemazione, autentica summa delle battaglie per la città, affidata ai nemici di Venezia nel 1924. Nel primo caso è evidente la contaminazione fra il piano ideologico della municipalizzazione e quello culturale della tutela. Molmenti, che pure è autonomista per ciò che riguarda la produzione identitaria, appare, come tanti, centralista quando si tratta di difenderla. Da Venezia si tenta di muovere la stampa in favore della municipalizzazione del Palazzo Ducale di Venezia. Bisogna ricorrere al riparo, ossia alla salvezza del palazzo. Attaccarsi all'esempio che è del municipio di Firenze, il Palazzo della Signoria, non calza. La storia del governo fiorentino, bellissima ma poco più che comunale, è ben diversa da quella del governo di Venezia e il suo palazzo è ben diversamente artistico dal Ducale. Anche rispetto alle raccolte che ci vorrebbero mettere dentro, convien bene pensare alla convenienza. Guai a farci un museo di cose che non gli appartengono storicamente. Da Venezia avete gettato il grido «Il palazzo è un libro chiuso», spero che non vi disdirete. Guai ad aprirlo per affollarci oggetti svariati ed eterogenei. E poi chissà, chi non sa, che il municipio, nel succedersi delle amministrazioni più o meno popolari, finirà per destinarlo anche ad usi non convenienti, si porterà un qualche sindaco per darsi aria da doge, poi il consiglio comunale per darsi aria da senato, e poi la Camera del Lavoro e l'associazione dei gondolieri. Questa era la visione crepuscolare di un conservatore. Segue la richiesta di un autorevole intervento sul Giornale d'Italia, come di prammatica. La pubblicazione dei Nemici di Venezia è accompagnata da una strategia della recensione ormai affinata e tentacolare, che fuoriesce dallo spazio veneziano e consacra Molmenti quale veneziologo di primo rango, al punto che le sue posizioni difensive vengono fatte proprie, in forma iperbolica e chiaramente ipocrita, dallo stesso Presidente del Consiglio Mussolini, giovane quarantenne, desideroso di velocizzare l'azione governativa e di tagliare nodi gordiani irrisolti con una dichiarazione ai limiti della spavalderia
riportata dal Gazzettino l'11 gennaio 1924. Il Presidente del Consiglio ha detto che, se avesse potuto, avrebbe, con una decisione da fascista, fatto saltare in aria anche il ponte della ferrovia, cosicché del progetto della strada lagunare, poi realizzata dal fascismo medesimo, come è noto, non si parlerà più a Venezia, e Venezia, fiera della sua storia e della sua tradizione, sarà di ciò certamente grata a Benito Mussolini. Quindi una posizione totalmente schiacciata su Molmenti, apparentemente. Questo è il senso dell'influenza, della legittimazione, cui approdano per la verità non molti fra gli irregolari, che fra l'altro si scambiano le funzioni come duopo all'interno di ogni élite. Si vede il passaggio di testimone fra Molmenti e Rosadi nel 1919 al sottosegretariato di Stato, anticipato dal ruolo cui Rosadi era stato chiamato proprio da Molmenti, la commissione per l'elaborazione di una legge sul paesaggio, che diverrà la numero 778 del 1922. Gino Fogolari sulla Gazzetta di Venezia del 16 maggio 24, recensendo il volume di Luigi Parpagliolo La difesa delle bellezze naturali d'Italia, uscito l'anno prima, così descrive il gioco di squadra compiuto dagli irregolari anche durante le convulsioni a ripetizioni degli ultimi governi liberali. Materia come questa, di tanta poetica varietà e levità, non poteva essere definita nei termini rigidi della legge se non dopo un accurato studio speciale, e va data lode all'onorevole Molmenti che, assunto a capo del sottosegretariato alle belle arti, ebbe per primo pensiero la difesa delle bellezze naturali e nominò una competente commissione, presieduta dall'onorevole Rosadi, per lo studio dell'argomento, del quale il Parpagliolo fu il buon filo conduttore. Nel suo libro egli ci fa la storia della lotta sostenuta dalla commissione da lui per condurre a salvamento il disegno di legge dell'onorevole Molmenti, dal quale, pur fra tante storture e insidie, derivò codesta legge nostra benedetta. Quindi la legge Croce del 22 è in realtà la legge Molmenti. Non siamo di fronte quindi solo ad una narrazione leggendaria a beneficio del pubblico. I risultati, pur in quella difficile temperia, non mancarono. Ma torniamo a noi per concludere. Non v'è dubbio che l'evocazione di un conflitto permanente o semipermanente fra le ragioni dell'arte e quelle di forze avverse, per quanto storicamente fondato, abbia avuto qualche effetto apprezzabile sul modo di comunicare il patrimonio nel nostro Paese. In primo luogo la dimensione polemica del discorso pubblico. Dalla fine dell'Ottocento al secondo dopoguerra fino a oggi, il tema della difesa di antichità, belle arti e paesaggi passa spesso attraverso la denuncia, lo scontro di idee e di interessi, le vittorie o le sconfitte di minoranze. Ciò, a mio avviso, dipende da un paradosso duplice: la centralità simbolica della questione e insieme la sua perifericità disciplinare e anche amministrativa, cui si aggiunge un altro paradosso spaziale: la predominanza identitaria e ideologica del locale e quindi delle tradizioni locali, e insieme e nel contempo l'invocazione di un centro tutore contro le dinamiche distruttive ad opera di famelici notabiliati di provincia. Solo tardivamente e con risorse modeste, infatti, lo Stato si pone il problema di governare il patrimonio, di fatto da poco più di un secolo, creando una rete di specialisti stipendiati. La terzietà dell'amministrazione sul terreno friabile dei beni storico-artistici e archeologici non è quindi un dato strutturale ereditato dall'unità, ma una conquista molto lenta e graduale, che continua a convivere tuttora con l'esplicita partitizzazione, nel senso di star dalla parte dei polemisti, e con la loro progressiva e inevitabile politicizzazione. La produzione editoriale lo conferma pressoché di continuo. Spesso tale registro prevale su quello umbratile del lavoro quotidiano per la tutela e la conservazione, e quindi assistiamo ancora a ripetersi in forme aggiornate
dello strabismo fin de siècle, unità apparente sulla generica difesa del patrimonio in termini di politics, direbbero i politologi, e di retorica pubblica, conflitto sulle concrete azioni a favore dei singoli beni culturali in termini di policies. Un'anomalia italiana, anche questo forse è un versante da approfondire. Grazie. Grazie per questo bell'intervento, vivace intervento di forti dialettiche con personaggi, strutture, istituzioni, il problema dello Stato, la gestione, il governo del patrimonio, piani ideologici, piani culturali, e sono temi che ti sono cari da tempo e dove sei maestro. Volevo ricordare, non l'ho fatto prima, che il professor Balzani è già stato ospite di questo istituto in altro convegno e quindi il benvenuto che gli avevamo dato era un bentornato. Passiamo ora alla seconda relazione della mattinata, quella del professor Bruno Zanardi, professore alla Università degli Studi di Urbino, la Università Carlo Bo, di cui ricordo almeno i lavori sulla colonna traiana e gli affreschi di Assisi. Il suo intervento riguarderà, come da programma, la cultura della conservazione nell'Italia post-unitaria. Prego. Allora, grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che il mio intervento è un intervento che cerca in qualche modo anche di riportare al presente questo problema della cultura della conservazione nell'Italia post-unitaria, no? A partire da un problema di natura legislativa, delle leggi di tutela. Infatti, come è noto, la produzione legislativa della nuova Italia unita, sabauda e repubblicana si è posta in diretta continuità con le leggi degli stati preunitari. Significativo in questo senso è che la prima legislatura del Parlamento italiano sia stata chiamata ottava perché aperta nel 1861 in diretta continuità con le precedenti 7 legislature del Parlamento del Regno di Sardegna. Una vicenda, la produzione da parte del nuovo Stato italiano di leggi in molti casi direttamente collegate a quella degli Stati preunitari, che si trova alla radice di molti dei mali che ancora oggi affliggono l'Italia, in particolare, e il patrimonio artistico italiano ovviamente, in particolare l'inefficienza del suo sistema Stato rispetto a quelli del resto delle nazioni dell'Europa, come di recente ha osservato Sabino Cassese, il quale ha scritto: diamo ora uno sguardo sul lungo periodo del secolo e mezzo e poco più trascorso dall'unità a oggi, il 2015. Tutto è cambiato, ma non per un diverso disegno fondativo del nuovo Stato, bensì per un succedersi e avvallarsi di tratti vecchi e nuovi. All'inizio si rinviarono le decisioni sulla costituzione del nuovo Stato e si preferì la continuità. Questa è stata preferita anche successivamente. La provvisorietà iniziale ha lasciato il segno. Tratti nuovi si sono aggiunti con il tempo sotto la pressione di eventi, bisogni, necessità. Sono andati ad aggiungersi, a intrecciarsi, anche a sostituire strati precedenti, ma in modo interstiziale, in un processo di sovrapposizioni successive e con cambiamenti, ma ai margini. Questo modo di svolgimento della statalità italiana è all'origine di quel dislivello di statalità che ha segnato lo Stato italiano rispetto a molti altri nell'area europea. Ecco, questa è una notazione che io credo di straordinario interesse culturale, perché spiega molto della situazione di immobilità in cui si muove oggi la tutela del patrimonio artistico e in conseguenza anche la sua conservazione. Un'affermazione questa di Cassese che potrebbe facilmente essere estesa alle leggi di tutela promulgate in Italia dopo la debolissima legge Nasi
del 1902, una legge inutile, e la definizione è di Roberto Balzani, che è qui, e che vale per tutte le altre leggi successive al 1902, le quali hanno al loro orizzonte sempre l'editto del Cardinal Pacca del 1820, e che in particolare vale per la legge del 1089 del 1939 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, con cui si è regolata l'azione di tutela per 60 anni, cioè fino al testo unico del 1939, ma nei fatti ancora per certi versi vigente, essendosi ad essa in molti casi ispirati gli autori del vigente codice del 2004, come loro stessi hanno dichiarato. Dove, se la 1089 del 1939 poteva permettersi di ancora guardare alle leggi di tutela degli stati preunitari, muovendosi in un paese, l'Italia del re e del duce, non troppo lontano sul piano socioambientale da quello di prima dell'unità, ciò non poteva più valere dopo il 1945. Non poteva cioè più valere a fronte della rapidissima quanto impetuosa modernizzazione del paese avvenuta nel secondo dopoguerra. Con essa, un tanto improvviso quanto capillare spopolamento del territorio medio e alto collinare e montano, in favore del riversarsi delle popolazioni che lì abitavano nelle zone pianeggianti del paese, in cui nel frattempo erano state aperte le industrie. Una migrazione biblica, l'intero mezzogiorno si muove verso il nord, i cui effetti sull'ambiente nessuno ha governato. In conseguenza, la devastazione urbanistica delle pianure e più in generale del paesaggio storico, naturale, agricolo e urbano, lo stupro delle coste marine e così via, con quel che è purtroppo sotto i nostri occhi ogni giorno. I danni prodotti dalla sciagurata congiunzione di politica, speculazione edilizia, architetti e urbanisti. Tutto ciò unito all'abbandono delle coltivazioni agricole, soprattutto nelle appena dette zone medio e alte collinari e montuose, con esso la dismissione della manutenzione di rive di fiume e dei torrenti, come della cura del sottobosco, dei movimenti franosi e quant'altro, che erano parte stessa del lavoro rurale, con le ormai in conseguenza stagionali ricadute sul dissesto idrogeologico di cui tutti sappiamo in questi giorni, la questione della Valtrebbia nel Piacentino. Devastazione ambientale del paese, di cui l'alluvione di Firenze e l'acqua alta di Venezia del 4 novembre 1966, qualcuno di voi sarà stato a Venezia allora, l'acqua alta fu di oltre 2 metri, mezzo secolo fa, quindi 1966, furono il primo frutto maturo, dimostrando come la questione ambientale minacciava il patrimonio artistico nella sua totalità, quindi l'azione di tutela non poteva più volta alla luce di una legge, la 1089-39, che vi provvedeva in modo puntiforme, con restauri critico-estetici di singole opere e con l'emanazione di singoli vincoli solo in negativo. Un'evidenza che tuttavia nessuno da allora ha raccolto. Continua infatti a mancare in Italia una diversa politica di tutela del patrimonio artistico, quindi vedete l'inerzia l'onda lunga, no, della legislazione preunitaria che sostanzialmente ancora governa tutto, limitandosi invece i nostri governi a continue riforme burocratiche dell'esistente, riforme per ognuna delle quali si può facilmente ridire quanto sempre Sabino Cassese, quindi non certamente un incendiario, ma dato che chiunque di noi sa chi è Sabino Cassese, giudice costituzionale, uomo equilibrato e moriginato, allievo peraltro di Massimo Severo Giannini, anch'esso padre fondatore del diritto amministrativo in Italia, nell'Italia repubblicana, no? Delle quali si può facilmente ridire quanto sempre Sabino Cassese scrisse nel 1975 all'atto della nascita del ministero voluto a tutti i costi da Spadolini, altro fabbro del disastro culturale in cui agonizza oggi il mondo della tutela. Un giudizio, quello di Cassese, che nell'implicito ribadire l'amministrazione di tutela ferma agli anni di Bottai, se non prima, già reca in sé, con una quarantina d'anni d'anticipo, le ragioni per le quali quel ministero sia oggi in via di liquidazione. Scrive Cassese: il ministero è una scatola vuota
Il provvedimento della sua istituzione non indica una politica nuova, non contiene una riforma delle legislazioni di tutela, consiste in un mero trasferimento di uffici dalla antica amministrazione delle antichità e belle arti, che era praticamente quella che teneva luogo di ministero dentro il Ministero della Pubblica Istruzione, quindi consiste in un mero trasferimento di uffici dalla Direzione Generale Antichità e Belle Arti al neonato Ministero dei Beni Culturali, e non si vede perché uffici che non funzionano dovrebbero funzionare riuniti in un unico Ministero. Una definizione tombale, tra l'altro data nel 75, cioè all'atto stesso della nascita del Ministero di Spadolini. Continua perciò a mancare una finalmente nuova, razionale e coerente politica di tutela incardinata sulla conservazione preventiva e programmata del patrimonio artistico in rapporto all'ambiente, cioè che ponga al centro del problema della tutela del patrimonio artistico la novità della questione ambientale che si è abbattuta sull'Italia nel secondo dopoguerra e che, come dicevo prima, ha dato questo primo esito maturo con l'alluvione di Firenze, no? Continua a mancare, dicevo, una politica di tutela incardinata sulla conservazione preventiva e programmata del patrimonio artistico in rapporto all'ambiente, la stessa che Giovanni Urbani nel decennio 1973-83, in cui fu direttore dell'Istituto Centrale del Restauro, aveva definito con la massima precisione sia sul piano dell'innovazione tecnico-scientifica che su quello di una radicale riorganizzazione delle soprintendenze, e sia inoltre su quello di una nuova legge di tutela che lui scrive per Italia Nostra, che non la tiene che gliel'aveva chiesto di scrivere, non la tiene in nessun conto. Trovandosi Urbani compattamente contro tutti, tra soprintendenti e professori universitari e l'università che i soprintendenti forma, come non va mai dimenticato, così da poter dire che l'attuale crisi del sistema della tutela è una crisi dell'università, l'opposizione che ha condotto il sistema della tutela all'attuale disastro. Venendo a Giacomo Boni, per la legislazione di tutela prima del grande archeologo vale lo stesso di quanto ha detto Sabino Cassese nella prima citazione di cui sopra. Infatti, anch'essa ha avuto come modelli le leggi, i decreti, gli editti e quant'altri provvedimenti emessi dagli Stati preunitari. Leggi d'assoluta perspicuità sul piano civile, si pensi all'atto con cui il Papa Innocenzo IV revoca nel 1244 la cessione di metà del Colosseo all'imperatore Federico II fatta dai Frangipane, decisione motivata col dire il Colosseo monumento pubblico di cui i Frangipane erano feudatari di fatto, ma non di diritto, quindi monumento che era della Chiesa, quindi del popolo romano. Leggi prodotte nei secoli, di cui una delle ultime, se non l'ultima, può essere quella del 4 settembre 1860, quando la luogotenenza delle province venete accorda all'Accademia di Venezia la facoltà di concedere permessi di esportazione delle opere d'arte. E leggi che restano in vigore, lo si è già detto, anche dopo l'unità. E qui faccio un salto e vengo, diciamo, all'altro corno del mio intervento, no? E che riguarda un fatto decisivo per definire per misurare, diciamo, per avere il termometro della cultura conservativa ai tempi di Boni. Scusatemi. Ecco, è forse a questo punto che vale la pena di osservare quali fossero i confini teorici e operativi del restauro istituzionale in Italia, della conservazione in Italia al tempo di Boni, confini che possono dedursi con buona certezza dalle relazioni pronunciate al convegno degli ispettori onorari tenuto in grande pompa a Roma nel 1912, convegno in particolare significativo perché diretta testimonianza istituzionale dell'esito raggiunto dal lungo dibattito su tutela e conservazione del patrimonio artistico della nuova Italia unita.
quello che può essere fatto iniziare con gli interventi sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla riforma dell'insegnamento accademico pubblicati nel 1863 da Giovan Battista Cavalcaselle sulla rivista dei Comuni Italiani, testo che può sembrare bizzarro ma certamente scelto non a caso, cioè perché è mirato a raggiungere le comunità sul territorio. Tenete conto che nel 1860 l'Italia era sostanzialmente irraggiungibile, raggiungere tutte le zone, non c'erano le strade, quindi a poter arrivare, o c'erano pochissime strade, cioè tutta la parte diciamo montagnosa dell'Italia era... e quindi questa rivista dei Comuni Italiani ha un senso, secondo me, perlomeno in quella direzione. Per poi proseguire con la memoria in cui, 10 anni dopo, Giovanni Carlo Contestabile della Staffa, archeologo perugino, lamentava il disastroso stato del patrimonio archeologico italiano proponendo alcune soluzioni organizzative del problema, fino ad arrivare alla circolare ministeriale del 21 luglio 1882, con la quale l'allora direttore generale delle Antichità e Belle Arti, l'archeologo Giuseppe Fiorelli, figura di riferimento circa i temi della tutela già prima dell'unità, dava alcune disposizioni relative ai restauri degli edifici monumentali, in particolare la disposizione di portare allo stato normale i monumenti, intendendo per quest'ultimo la loro fase più antica, anche se non era espressamente così, alla fine si è risolto con quello. Quel che è costato quasi un secolo di distruzioni, per dire di nuovo dell'inerzia delle leggi di tutela in Italia, quasi un secolo di distruzioni, cioè 1882-1982, con il piccone di tutto quanto fosse posteriore al Medioevo in un numero enorme di edifici, quasi sempre chiese, in particolare accanendosi con le decorazioni barocche giudicate per così dire poco incentivanti la devozione religiosa perché eccessivamente elaborate. Né vale la pena di soffermarsi a indicare come risibile questa valutazione storica ad uno dei momenti più alti della cultura dell'Occidente, appunto quello barocco. Così che fino a tutti gli anni 60 del Novecento si continuano a radere al suolo in tutta tranquillità le stratificazioni architettoniche più moderne, cioè diciamo post-medievali, in innumerevoli chiese e palazzi, chiudendo poi la partita con il promuovere a stile architettonico medievale quei sassi, pietre e mattoni a vista casualmente residuati dalle demolizioni con il piccone condotte appunto con il restauro. Uno speciale corso di formazione, il convegno del 1912, è tenuto a figure, l'ho appena finito di dire, gli ispettori onorari istituiti nel 1875, ma loro precedenti, pur se diversamente declinati, si trovavano nell'organizzazione di tutela preunitaria, a fronte della piana evidenza di come la parte di gran lunga maggioritaria del tessuto connettivo storico e artistico dell'Italia, siti archeologici, chiese, abbazie, monasteri, eremi, pievanie, ville, rocche, castelli, palazzi, fosse ubicato in luoghi difficoltosi, allora ancor di più da raggiungere, su tutti i moltissimi della media e alta collina della montagna. Così che subito si era pensato di affidare a figure locali d'accertata qualità morale e culturale il compito di vegliare a titolo gratuito e volontario, cioè per semplice orgoglio civico e passione storica, sui monumenti e le opere delle loro rispettive piccole patrie, segnalando alle soprintendenze siti in capoluoghi più diciamo facilmente raggiungibili abusi, mancata custodia, furti, restauri sbagliati e quant'altro. Da qui la necessità che gli ispettori fossero messi in grado di conoscere gli aspetti amministrativi e giuridici della tutela, ma ancor più i principi teorici e le tecniche di restauro, così come intesi e praticati al massimo livello del tempo e così come condivisi nelle classi operative dalla pubblica amministrazione. Per questa ragione, dopo il benvenuto di Corrado Rizzi ai circa 200 ispettori onorari sui 500 allora in servizio in Italia e ai circa 100 membri delle commissioni provinciali e altri istituti e società convenuti alla manifestazione, numeri che da solo dicono l'importanza e il grande seguito dell'Assise, 5 tra i massimi esponenti del pensiero in materia di tutela e restauro di quegli anni, nell'ordine Valentino Leonardi, Luigi Parpagliolo, Riccardo Artom, Franz Pellati, Luigi Cavenaghi, Gustavo Giovannoni, che io ho cannato il numero, sono di più, anch'egli ispettore, attenzione, Gustavo Giovannoni era ispettore onorario, grande architetto, no? E il nostro Giacomo Boni.
Ecco, tutti questi tengono ognuno una specifica conferenza didattica ai presenti, ma anche agli assenti, visto che pochi mesi dopo i testi delle conferenze saranno pubblicati sulla rivista ufficiale della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, il Bollettino d'Arte, ricordiamolo, nato nel 1907, quindi neonato, già era uno strumento. Allora, Leonardi, Parpagliolo, Artom e Pellatti, a vario titolo stretti collaboratori di Ricci, che era direttore generale, Parpagliolo, grande giurista, è stato citato adesso, no? Parlano degli aspetti formali, dei compiti cui gli ispettori onorari sono chiamati, mentre per quanto attiene conservazione e restauro illustrano i principi critici e le tecniche di intervento nell'ordine: Luigi Cavenaghi per la pittura, Gustavo Giovannoni per l'architettura e Giacomo Boni per l'archeologia, ovviamente. Principi critici che si districano sempre tra lo storicismo di Cavalcaselle e il positivismo antiquario di Morelli, quindi principi comunque con la loro dignità culturale. Meno ciò vale per le tecniche di intervento stricto sensu, pur se nelle conferenze del 1912, qui il testo è in costruzione, quindi c'è un po' di confusione, all'impegno di te, allora di nuovo, cioè fanno riferimento tutti e tre, cioè Cavenaghi, Giovannoni e Boni, no, fanno riferimento a tecniche sostanzialmente sbagliate, spesso sbagliate, no? Qui devo saltare. Cioè Cavenaghi indica di assottigliare le tavole, per esempio, che è il modo certo per far sì che le tavole si distrugano con una sicura rapidità. Giovannoni indica di usare un non meglio specificato mastice Mayer per incollare le pietre, che sicuramente non sarà durato. E Boni a un certo punto dice che per gli scavi, i manufatti di scavo, bisogna usare in bronzo, bisogna immergerli in una soluzione al 2% di cianuro di potassio, alla quale viene data la corrente di 1,3 ampere. Immaginiamo che cosa poteva essere, no? Saltando, dato che mi sono molto dilungato, saltando Cavenaghi e Giovannoni, no? E limitandomi a dire solo di Boni, no? Dunque la relazione tenuta da Boni appare in particolare puntata sugli aspetti immediatamente operativi dei problemi, tanto da sottolineare agli ispettori come un fatto, virgolette, valga più di 100 supposte teorie e come queste siano maggiormente sospette quanto più sono difese. Lo fa a partire dai suoi scavi recenti, che avevano rimesso in vista un numero enorme di monumenti antico-romani fondamentali nei fori imperiali, no? Non riesco a capire, ho preso un file sbagliato, mi scuso, ma mi è saltata la chiavetta. Ecco, altro dato curioso dell'intervento di Boni, ed è probabile rivendicazione della sua venezianità, è che per spiegare l'importanza delle stratigrafie, perché lui fa un lungo discorso sul tema delle stratigrafie, lui dice se in tutte le ricerche scientifiche è necessario procedere con un metodo ben determinato, lo è molto di più in questi scavi, per quelli fori imperiali, sia per la diversa natura dei monumenti da investigare e la confusa tradizione dei più antichi fra essi, sia per la molteplicità e la compenetrazione degli strati rappresentati in oltre 20 secoli di vita dei progenitori nostri, e sia finalmente per le difficoltà del terreno in più guise accidentate. Metodo ben determinato che per Boni è la stratigrafia. Qui abbiamo Daniele Manecorda che ne parlerà domani mattina, e vale la pena sottolineare come proprio Boni si disputi la palma del fondatore degli scavi stratigrafici in archeologia, quelli alla cui origine sta la stratigrafia geologica, come ben vide uno studioso della preistoria di fine Settecento, John Frere,
inglese e la moderna archeologia, scavi stratigrafici compresi nel corso dell'Ottocento e affare solo inglese e germanico, fatto certamente noto all'anglofilo Boni, il quale aveva osservato in una chiava di ghiaia una sequenza di stati sovrapposti, di cui il primo dal basso mostrava la presenza di alcuni oggetti di selce di indubitabile lavorazione umana, deducendone come proprio la collocazione stratigrafica ne consentisse la datazione. Altro dato curioso, ed è probabile la rivendicazione della venezianità di Boni, è che per spiegare agli ispettori onorari l'importanza delle stratigrafie si riferisca in partenza ai fondamenti del campanile di San Marco, preclarum opus, del secolo IX, inis vero paludibus admirandum, come si esprimeva il Maggior Consiglio sino dal 1405, e qui lui scopre, facendo uno scavo, che non ricordo più quale fonte quattrocentesca diceva che le fondamenta del campanile erano a 150 metri dal terreno, scoprendo che in realtà erano molto molto più in alto tramite uno scavo stratigrafico, no? E chiudo su questa cosa qua ricordando due cose, ricordando come in questo intervento, no, egli citi, dimostrando la propria radice raschiniana in esteso, il giudizio di infamia formulato da Stendhal nel 1829 sull'intervento con cui Valadier aveva rifatto le parti mancanti dell'Arco di Tito, eliminandone le mura che gli erano state addossate nel Medioevo e così sottraendolo al suo stato storico di nobilissima rovina. Un giudizio, quello dello scrittore francese, a cui Boni nei fatti aderisce. Basta immaginare, dice Boni, l'effetto spettrale che presenterebbe il Foro Romano qualora tutti i suoi monumenti avessero subito un restauro come quello dell'Arco di Tito. Quanto vi ha di esagerato nella severità del giudizio di Stendhal su quel restauro spiega come la natura, riprendendo a sé i materiali a lei sottratti dall'uomo, operi armonicamente così da lasciare arrudere la possibilità di una ricostruzione ideale. Da ciò il fascino e la bellezza delle ruine. Il restauratore che ne limita la forma, quando non si tratti di ricollocare a posto i massi antichi franati come quelli dell'edicola di Vesta, impone al monumento e all'osservatore una sua opinione personale, tanto più sgradevole quanto più la natura aveva aggiunto alle ruine il bisbiglio dei ricordi indefiniti che essa solo conosce. Questo è un pezzo anche letterariamente molto bello. E qui concludo questo mio lunghissimo intervento, di cui un po' sconclusionato, di cui mi scuso, no? Citando un aspetto credo non minore degli interessi di Boni, quello della botanica, e mi fa piacere ricordare qui come lo stesso interesse avesse uno dei miei maestri, Federico Zeri. Così infatti chiude Boni il suo intervento agli ispettori onorari. Virgolette, fra le connessure dei lastricati, fra i poligoni di selce della via sacra, fiorisce il convolvulus arvensis e si stendono i ramicelli prostrati del tribulus terrestris ed il piccolo ciperus dallo stelo triangolare, parente del papiro. Sui muri umidi ed ombrosi vegetano arazzi naturali di adiantum, di polipodium o di piccoli felci aquiline e fiorisce il trachelium ceruleum nei muri soleggiati, la lissum maritimum, i convolvoli di Mauritania e l'antimirrum e i capperi e le ginestre. Questa vegetazione talvolta ha raggiunto uno sviluppo equilibrato con la resistenza e l'esposizione delle antiche strutture abbandonate da secoli. Maggior danno di quello che si possa produrne verrebbe ai ruderi con lo strapparla periodicamente, pur nascondendo qualche mattone, la linaria cimbalaria dà in compenso molta gaiezza di fiorellini e di verde. Grazie. Grazie anche per questo intervento. Il rispetto dei tempi da parte dei relatori ci fa trovare persino in anticipo rispetto al momento del caffè, che comunque possiamo prendere nella sala a fianco, ma visto che c'è qualche minuto disponibile, premesso che la discussione delle relazioni avrà luogo dopo la fine dei lavori della mattinata, quando tutti i relatori avranno proposto il loro intervento,
chiedo se nel frattempo ci fosse qualche rapida e immediata domanda. E se non ci sono interventi al momento, rimandandoli a dopo, mi permetterei di dare una impressione un po', come dire, non tanto, un po' sconfortata rispetto a queste due prime relazioni che ci hanno spiegato con molta chiarezza un'evoluzione delle difficoltà dei rapporti dialettici complessi. Mi pare che ci siano così molti problemi che sono emersi e tra questi problemi mi pare che ci sia una specie di fiore che è quello degli ispettori onorari. Lei è stato molto severo e molto preciso nell'individuare problemi reali e prospettive proposte o cadute. Possiamo dire che quello degli ispettori onorari è un momento di fortuna in questo sistema? Gli ispettori, dunque, innanzitutto mi fa piacere dire una cosa perché molte delle persone qui lo hanno conosciuto. Mi fa piacere dire che negli ultimissimi tempi della sua breve vita, purtroppo, Gianfranco Fiaccadori è stato ispettore onorario, il mio amico Gianfranco Fiaccadori. E gli ispettori onorari avrebbero una funzione straordinaria di natura segnalatoria, no? Che si è pensato di poter sostituire con associazioni tipo Italia Nostra, tipo queste cose qui, che sono andate tutte, come dire, deprimendosi, svanendo e soprattutto arretrando dentro delle trincee ideologiche massimaliste, questa continua invocazione dell'articolo 9 della Costituzione, che per carità mi inchino e mi inginocchio, ma se non si dice anche dopo quali sono i contenuti organizzativi, tecnico-scientifici, culturali da dare alla tutela, no? L'articolo 9 diventa un'invocazione apotropaica del tutto inutile. Gli ispettori onorari avrebbero una funzione straordinaria perché sono persone singole che potrebbero segnalare volta a volta quel che accade. Nell'Italia attuale bisognerebbe che lo Stato desse però agli ispettori onorari delle scorte di carta industriali perché scriverebbero praticamente 10-15 volte al giorno, vedendo quello che tutti noi vediamo. E quindi gli ispettori onorari sarebbero enormemente funzionali, soprattutto tornano ad essere funzionali perché c'è una ridesertificazione del territorio, quindi quei paesi che non erano facilmente raggiungibili con le strade di allora, oggi sono facilmente raggiungibili ma sono disabitati, quindi c'è bisogno di qualcuno che li presidi e dica, vada in giro. Sarebbe un'importantissima risorsa. Il problema è però sempre il solito, cioè che manca una politica di tutela e manca una politica di tutela sostenuta da una nuova legge di tutela che dia anche una funzione a questi ispettori onorari. Ecco, credo che pressappoco sia questo, insomma, il tema. Grazie, e se mi permettete una considerazione minima anche, non è tanto una domanda, questa sarà riservata alla fase successiva, all'intervento del professor Balzani. A proposito, una cosa che mi ha colpito, ma molto marginale, per questo la richiamo ora, è il ruolo, la presenza sul mercato editoriale nelle conferenze degli attori di questi dibattiti. Devo dire un altro dato che forse voi avete con me colto è la continuità di determinati problemi, cioè ci ritroviamo a parlare di cose del passaggio tra lo Stato preunitario e lo Stato unitario e sembra di parlare di cose non di oggi ma di domani quasi. La interrompo brevemente.
Ortali, per dire una cosa che ha detto Balzani, cioè che appunto subito dopo l'unità d'Italia c'è una grande confusione, non è stato ancora definito l'oggetto della tutela. Allora, le do una notizia, nel 2015 non è stato ancora definito l'oggetto della tutela, nel senso che un secolo dopo e mezzo, no? Continua a mancare in Italia un catalogo ragionato del patrimonio storico-artistico. Quindi si fa tutela senza sapere quante siano le cose da tutelare, dove siano le cose da tutelare, come siano costituite e in quale stato di conservazione queste stiano. Lei, che è uomo, mi è maestro, professor Ortali, mi dovrebbe spiegare come si fa a conservare un patrimonio che non si sa dov'è, com'è, quant'è, cioè. E questo non è un ragionamento alla portata solo di Talete e Pitagora, mi pare un ragionamento abbastanza banale, insomma, ovvio, no? È tutto meno che suo maestro, non mi permetterai mai nemmeno di pensarlo. Devo dire, speriamo nel futuro, perché a questo punto sì, ci sono cose che è difficile poter prevedere nei tempi. Lei tenga conto, scusi Ortali, ma che l'Istituto Centrale del Catalogo, fondato nel 1975 su delle basi ideologiche assurde da Argano, un altro dei fabbri della tutela del patrimonio artistico italiano, ha speso finora 1 miliardo e 100 milioni di euro e il catalogo non c'è. Lei pensi una cosa del genere in un'industria, dico, non so, io non voglio fare del menagerismo, però, anzi, lungi da me. Però le rendicontazioni sono esaltanti, perché ci dicono tante belle cose. No? Sì, sì. Una piccola notazione marginalissima. Se vuol dare il microfono. Ho molto apprezzato la citazione del Boni che godeva della gioia dei fiorellini. Lei è? Mi chiamo Anselmo Cassino, facevo il geografo prima di essere un pensionato. Mestiere meraviglioso, bellissimo, complimenti. Grazie. Dicevo che ho apprezzato questa citazione del Boni che apprezzava i fiorellini che riuscivano a nascere dentro le fessure delle ruine e dei monumenti, e anche questa immagino che gli venisse dalla sua venezianità, perché Venezia è piena di questo fenomeno. E proprio ieri, passando per Campo San Barnaba, ho visto addirittura sul bordo del lastricato, no? In una fessura strettissima, una viola del pensiero con 3 bellissimi fiori. E allora mi sono fermato, volevo quasi accarezzarla, no? Mi sono piegato, e una signora che era lì fra i tavoli che stavano consumando qualcosa, no? Mi ha ringraziato, mi ha detto grazie di essersi fermato perché non l'avevo vista. E allora tutti si sono voltati a guardare questo miracolo così. Un attimo di poesia tra montagne di turisti che calpestano non solo le viole del pensiero, ma quello che mi incuriosiva. Adesso io non vorrei anticipare ora quello che sarà dopo. Mi sono permesso una piccola pausa, ma intanto quello che volevo chiederti, tu hai giustamente insistito, messo in luce quali fossero le vie attraverso le quali il dibattito si alimentava, le presenze si consolidavano. Questa dell'editoria mi ha colpito perché mi sembra un po' il segno di quello che dura e di quello che non dura nella continuità della difficoltà. Credo che l'editoria in questo ambito stia ancora continuando, stia ancora durando, ma mentre le conferenze pubbliche che i personaggi facevano in luoghi speciali mi pare facciano parte del passato, nella costruzione ormai è il festival quello che fa testo. Per quello che riguarda l'editoria ho l'impressione che regga, ma che anche questa cominci un po' a far parte del passato a fronte di altri mezzi di comunicazione che la stanno forse travolgendo, o mi sbaglio? Beh, adesso questo tu fai una riflessione sull'oggi
Io segnalavo la dinamica con cui si costruiva diciamo, la legittimazione dell'intellettuale, di questa figura di intellettuale irregolare alla fine dell'Ottocento, cioè il fatto che accanto a un'esposizione pubblica riconosciuta che costituiva il presupposto per avere una specie per accedere a una specie di pubblico di rango elevato, c'era poi un'organizzazione di queste edizioni che, come sappiamo, poi Corrado Ricci stabilizza nell'Italia Artistica. L'Italia Artistica è la grande operazione delle arti grafiche di Bergamo dall'inizio del Novecento, con le quali sostanzialmente tutti i cosiddetti irregolari o anche regolari vengono in qualche modo coinvolti in un'opera di sistemazione di una serie infinita dei loro precedenti lavori. Se ne trovano veramente Malaguzzi Valeri, tantissimi che hanno fatto lavori sistematici nei decenni precedenti, trovano questa specie di opportunità di avere accesso a una grande collana di diffusione, di tiratura nazionale, che in qualche modo produce quello che potremmo chiamare una prima, diciamo, offerta pubblica sul patrimonio organizzata, e non lo fa lo Stato, lo fa un direttore generale prima, e lui era ancora direttore di museo in quell'epoca quando la produce, ma non la fa lo Stato, la fa il mercato in qualche modo, la fa. Quindi questo è l'aspetto secondo me interessante di queste figure, e sono figure che non diventano mai, diciamo, tecnici o burocrati, nel senso migliore del termine, gran commì dello Stato, riescono a conservare della loro origine anche questa dimensione che nasce magari sotto forma polemica, poi si sfredda e diventa comunque un dialogo di tipo formativo, pedagogico con l'opinione pubblica nazionale. Periodo straordinario, è vero, irripetibile fino ad oggi, irripetuto quello che abbiamo vissuto durante quei 15 anni prima della Prima Guerra Mondiale o a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Periodo straordinario, non c'è dubbio. Chiaro che oggi il termine conferenza è abusato e, diciamo, non ha quel senso. Io sono per studiare le recensioni alle conferenze di queste persone nella loro fase formativa, per capire come si genera in maniera anche casuale questa aura che poi viene spesa in altri campi. Quindi questo è, diciamo, un percorso di ricerca proprio minuzioso, anche se si tratta di articoli apparentemente secondari. E poi dall'altra parte, viceversa, come si struttura poi in seguito questa forma di produzione. Chiaro che oggi la parte delle conferenze non è più significativa, in quel senso sicuramente no, cioè come forma di legittimazione notabilare, all'interno anche dei notabiliati locali. L'ideologia delle città è molto più debole rispetto a quella che era, diciamo, all'inizio, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Il mondo dell'editoria è molto più largo, ma collane o, diciamo, grandi editori che si mettono nell'ordine di idee di creare, diciamo, delle filiere di legittimazione alte per il patrimonio, ancora dobbiamo trovarli, insomma, questo è. Mentre abbiamo una iperproduzione polemica. Quella è rimasta davvero la produzione costante, di qualità molto diversa, ma è la produzione, la damnatio temporum e la vis polemica, la produzione polemica è quella che rappresenta la vera costante, mai cessata, la vera autentica linea rossa dall'Unità d'Italia fino ai nostri giorni. È interessante. Volevi Io aggiungere volevo forse aggiungere una qualcosa? cosa, ma anche adesso rispetto a quello che ha detto Balzani, che è molto interessante rispetto. Volevo aggiungere una cosa sull'editoria. Via d'Italia benissimo, però esiste un'altra pubblicazione enormemente meritoria che a mio parere è quasi un trattato un involontario trattato d'antropologia culturale, che è la collana del Touring Club dei libri con la copertina di cartone azzurro cenere, no? In cui il Touring fece fare delle fotografie dal 1933 al 1956 che attestano un'Italia incredibile, intatta,
intatta. La attestano anche involontariamente molti film, la attestano. Non so, per restare a Venezia, un film bellissimo che si chiamava Il terrorista, fatto da De Bosio, che è ambientato nella Venezia invernale, un film, una Venezia che non c'è più neanche la polvere. Però rispetto alla vis polemica, che secondo me è molto interessante, questo discorso che fa Balzani, è nasce dall'assenza di norme precise, cioè nel momento in cui non c'è una legge di tutela che si misura con la realtà del nostro tempo e non c'è una politica di tutela che si misura con la realtà del nostro tempo, tutti possono dire tutto. E questa invocazione dell'articolo 9 della Costituzione, che a me tutte le volte che mi parla dell'articolo 9 mi si erano gli ultimi capelli rimasti in testa, ne è l'esempio, perché non sai più dove sbattere la testa, sono battaglie di retroguardia. Allora, riuscirà mai questo Paese ad avere, a fare, a formulare, a indicare una politica di tutela, nonostante che la sua formulazione abbia 50 anni, perché dalla griglia della conservazione programmata del patrimonio artistico in rapporto all'ambiente di Urbani fatta definita in ogni minimo dettaglio, perché Urbani era veramente un uomo particolare, no? E non si esce. Cioè, vogliamo, allora, oppure diciamo l'ambiente non interessa perché lo dobbiamo mettere in mano alla speculazione edilizia e lasciare che la speculazione edilizia, cioè mafia, 'ndrangheta e camorra, lo divorino, oppure ce lo dicano però, cioè io sono per quelli che mi dicono cosa devono, che mi dicano le cose, cioè noi vogliamo far morire il patrimonio artistico al fuoco lento dell'inedia, dell'inutilità, perché dobbiamo affidare l'ambiente alla mafia, alla camorra e all''ndrangheta e a qualche idiota di architetto di quelli che hanno distrutto questo nostro paese assieme agli urbanisti. Ecco, devono dirci questo, ce lo devono dire, ce lo devono. Mi pare, non vorrei, se è una domanda breve che prevede una risposta breve, sì, perché altrimenti non vorrei con questa mia intromissione avere evitato un'attesa del caffè e non vorrei ora che questo vi procurasse un caffè freddo. Quindi, signora, chiedo a lei se preferisce intervenire adesso o aprire la discussione dopo. No, interverrò dopo. Devo dire che mi sento un po' in imbarazzo perché sono forse l'unica rappresentante degli specialisti stipendiati, come li hanno nominati il professor Zanardi, che si sono battuti e si battono ancora per la tutela e per la catalogazione. Quindi le catalogazioni esistono, bisogna solo conoscere il problema. Ne parleremo dopo, grazie.